Pensiero del giorno, venerdì 8 novembre. Mettere in rilievo i più piccoli. Amare con i fatti. La vera fede, dice l'Apostolo, è quella che si dimostra amando come Gesù ha amato e ci ha insegnato. Ora, la prima caratteristica di questo amore è che è concreto. Gesù non ci ha amato con bei discorsi, ma ha trascorso il suo tempo in mezzo a noi facendo del bene, guarendo tutti, rendendosi totalmente disponibile a chi si rivolgeva a Lui, a partire dai più deboli, dai più poveri, dai più emarginati, e dando la sua vita per noi. Amiamo dunque con i fatti e non con le parole, a partire dagli umili servizi che i nostri vicini ci chiedono ogni giorno. E amiamo secondo verità. Gesù ha sempre agito secondo la volontà del Padre. Allo stesso modo, anche noi dobbiamo sempre agire secondo le parole di Gesù. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita del maggio 1989. Parola di vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.